Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Aggiornamenti da Cortina dopo le grandi emozioni dell'apertura, dell'inaugurazione ufficiale ieri sera a Milano e nella Conca Ampezzana, e poi anche tante notizie di cronaca dalla nostra regione. Cominciamo subito con Treviso, perché è operativa da questa mattina la nuova zona rossa, ma con confini molto più ampi e per un periodo più lungo rispetto alla sperimentazione che era stata attuata la scorsa primavera. Una decisione che è stata presa dalla prefettura e che quindi ora coinvolge anche Piazza Borsa e l'area a sud della stazione con i quartieri di San Zeno e Sant'Antonino. E proprio da Piazza Borsa abbiamo in collegamento la nostra Elena Dal Forno. Buongiorno Elena. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Siamo qui con Tommaso Migotta alla parte tecnica. Proprio alle mie spalle vedete Piazza Borsa, che è piena di mercatini, di bancarelle, di giostre per i bambini, perché chiaramente è cominciato anche il carnevale e quindi la piazza si anima con l'artigianato locale, con tante novità per rianimare questa piazza e per tenerla un po' più sotto controllo. Come hai detto bene, da oggi scatta la zona rossa. Sono 60 giorni che prefettura e questura insieme al sindaco hanno voluto mettere in una zona questa volta molto più allargata, come dicevi, rispetto alla scorsa primavera. Noi ci troviamo proprio in quella zona un po' ibrida, chiamiamola così, che è tra via Fiumicelli, ora vi fa vedere Tommaso, la via Fiumicelli, via Zorzetto, quella del supermercato per intenderci, e proprio le scale che portano, le scale di Palazzo della Borsa che portano proprio in Piazza Borsa. Zona ibrida che dicevamo perché qui si piazzano spesso persone così, o senza fissa dimora o nulla facenti o semplicemente baby gang che amano attaccare briga e che sono state spesso nelle nostre cronache. Quindi per 60 giorni abbiamo detto zona rossa allargata, che si estenderà anche alla zona dietro la stazione, di cui dopo vedremo anche un servizio. Zona cioè tra San Zeno, Sant'Antonino, via Marco Polo e via Terraglio, dove anche lì sono stati segnalati episodi di degrado, di sporcizia e anche di insicurezza da parte dei cittadini. Ecco, proprio una cosa da tenere presente è che la zona rossa non significa militarizzare la città, significa semplicemente dare alle forze dell'ordine più strumenti operativi per, chiamiamola così, eliminare da quella parte di città le persone che causano problemi. L'altra volta sono stati fatti solo 6 DASPO, dice il sindaco, però in qualche modo la sicurezza percepita è stata aumentata. E allora vediamo il primo servizio proprio con il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza, che ha la sede proprio qui in Piazza Borsa, e ascoltiamo che cosa ci ha detto rispetto a questa zona rossa allargata e poi ritorniamo qui per il secondo servizio. A Treviso si allarga la zona rossa. Dopo la prima sperimentazione estiva, prefettura, questura e comune hanno deciso di riproporre la misura, ma con un perimetro quasi triplicato e per un periodo più lungo, 60 giorni da Carnevale a Pasqua. Il nuovo perimetro non riguarda più solo l'area di via Roma, ma si estende fino a Piazza Borsa e comprende tutta la zona attorno alla stazione ferroviaria, arrivando a coinvolgere via San Zeno e via Dandolo, aree dove negli ultimi mesi si erano spostate alcune criticità. Una scelta che trova il favore anche del presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza. Il quadrante Borsa sappiamo che è oggetto tante volte di scontri tra ragazzi sbandati e via. C'è stato messo un rimedio con via Fiumicelli, con un presidio. Adesso l'allargamento ulteriore della zona rossa vuol dire che le istituzioni ci sono per dare più sicurezza ai cittadini in un quadrante che aspetta la riqualificazione e quindi ben venga. Zona rossa non significa più pattuglie, ma uno
strumento in più per le forze dell'ordine, la possibilità di allontanare persone già note per precedenti penali quando vengono ritenute pericolose. La decisione è maturata in una riunione sulla sicurezza con il prefetto Angelo Sidoti, il questore Alessandra Simone e il sindaco Mario Conte. L'obiettivo dichiarato è doppio: intervenire sulla sicurezza reale e sulla percezione di sicurezza in un periodo dell'anno che porta in città un forte afflusso di persone tra eventi, carnevale e festività pasquali. Per i prossimi 2 mesi, dunque, una parte più ampia del centro cittadino e dell'area attorno alla stazione sarà sottoposta a questa blindatura straordinaria, con l'obiettivo di prevenire episodi di degrado e microcriminalità e garantire maggiore tranquillità a residenti, lavoratori e visitatori. Eccoci di nuovo da Piazza Borsa. Come diceva il collega Nicola Marcato, questa zona si è allargata appunto anche alla parte dietro della stazione. Proprio nei giorni scorsi c'è stata una riunione con il comitato di vicinato, con i comitati che si occupano della sicurezza del quartiere, con il sindaco Mario Conte, dove proprio i cittadini hanno fatto riferimento alla situazione di degrado del quartiere, alla situazione di insicurezza generale percepita. Ecco, da oggi le cose potrebbero cambiare proprio con questa zona rossa, nella quale i cittadini sperano di trovare soluzioni a quello che hanno sperimentato negli ultimi mesi. Allora ascoltiamo il servizio che ci parla appunto della riunione che è stata fatta con il sindaco e della nuova identità che avrà quella zona con la zona rossa. Sala parrocchiale della Chiesa Votiva gremita, oltre 100 persone hanno partecipato all'incontro con il sindaco ed il comandante della polizia locale su sicurezza nel quartiere di Sant'Antonino. Promotore il gruppo di controllo di vicinato della zona, che da tempo vede i residenti impegnati attivamente nel cercare di contrastare gli episodi poco piacevoli che si verificano soprattutto nell'area a ridosso della ferrovia. Spaccio, degrado, anche aggressioni che allarmano non poco i cittadini. Ora sono arrivate delle risposte concrete alla richiesta di sicurezza. Queste risposte concrete sono arrivate in termini di zona rossa. Oggi siamo alla vigilia, partirà domani finalmente. Una zona rossa che dovrebbe aiutare tutti i residenti. Solo il mio gruppo conta più di 100 persone, a sentirsi un attimino più tranquilli quando girano per le strade del nostro quartiere. Inoltre è arrivata finalmente la splendida notizia dell'arrivo dell'installazione delle telecamere che aspettavamo da 2 anni. Intanto i cittadini vogliono sentirsi meno soli e fioccano le adesioni al gruppo di controllo di vicinato. Insieme abbiamo creato una comunità forte, stiamo crescendo sempre di più e ci stiamo sostenendo, dando contrasto a questi spiacevoli episodi con tutte le nostre forze. Eccoci di nuovo in diretta da Piazza Borsa. Allora ricordo a tutti che chiaramente da oggi la zona che va da dietro la stazione, Corso del Popolo, via Toniolo, Giardini di Sant'Andrea, Piazza Borsa e via Zorzetto saranno zone rosse, quindi i cittadini si sentano più sicuri, più protetti, più tranquilli. Vedremo se poi questo provvedimento, Marta, avrà delle ragioni anche nei numeri, e per il momento da Treviso vi restituisco la linea, poi nei telegiornali di questa sera avremo i commenti anche istituzionali e soprattutto dei cittadini e dei residenti che qui abitano. Ti ringrazio e ti restituisco la linea. Grazie Elena Dal Forno, buon lavoro. Noi con la cronaca ci spostiamo ora nel veneziano, a San Donà di Piave, dove è stato arrestato un 52enne senza fissa dimora che spacciava cocaina e marijuana da una roulotte parcheggiata a pochi passi da alcuni istituti scolastici. In collegamento Anna Maria Parisi. A te Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Marta. È proprio come dicevi, è molto inquietante questa storia con il pusher che spacciava a studenti anche giovanissimi, appena adolescenti, fuori dagli istituti scolastici le sostanze stupefacenti, utilizzando come punto di spaccio proprio la sua roulotte. Così i carabinieri lo hanno fermato, notando dopo diverse
segnalazioni, questo strano via vai di studenti all'interno della sua roulotte. Quindi i militari hanno effettuato il controllo proprio all'interno del mezzo, trovando un 48enne, anche lui senza fissa dimora. Dopodiché hanno provveduto al sequestro di un ingente quantitativo di droga, si parla di 300 grammi di cocaina già pronta per lo spaccio e suddivisa in sacchettini da 1 grammo ciascuno, quindi 220 euro in contanti, quasi 100 grammi di marijuana, oltre a sostanza da taglio, un bilancino e una vera e propria agenda di credito dello spaccio, considerati i nomi e i cognomi che venivano annotati dal 52enne di origine tunisina, con molti dei clienti, appunto ripeto per lo più ragazzini, tutti studenti, che non avendo la disponibilità economica per comprare nell'immediatezza la droga facevano una sorta di credito con questo 52enne, con questo pusher, e da qui l'agenda dello spaccio. Ora il 52enne è stato, dicevo, fermato la notte del 5 febbraio scorso dai militari della stazione dell'Arma di San Giovanni di Piave, con l'arresto e la convalida in carcere effettuata giusto ieri, il 6 febbraio. Sono ancora in corso accertamenti per capire se il 52enne agisse da solo o avesse la complicità di alcune persone a lui vicine. E per il momento, con questa inquietante storia da San Giovanni di Piave è tutto. Ti restituisco la linea per la parte tecnica con Simone Merlo, ma prima sentiamo l'intervista del sindaco di San Giovanni di Piave, Alberto Teso, che parla proprio del rafforzamento dei controlli antidroga in città San Giovanni di Piave, anche grazie all'aiuto di un nuovo agente speciale. Abbiamo potenziato notevolmente i controlli antidroga in centro, in prossimità degli istituti scolastici, in particolare dopo l'entrata in servizio del nostro nuovo agente speciale, che è il cane Atom. I sequestri di stupefacenti sono aumentati in maniera impressionante. Chiaramente molto spesso è per uso personale, le denunce per detenzione a fine di spaccio sono una minoranza, però è evidente che andandolo a cercare lo stupefacente si trova, insomma ci sono fenomeni di piccolo spaccio, soprattutto tra i più giovani, che però grazie al cane e all'intensificarsi dei controlli riusciamo a contrastare, credo anche in maniera molto più efficace rispetto al passato. Ringrazio sempre le forze dell'ordine, i carabinieri in particolare, per il presidio del territorio che garantiscono e il controllo continuo, soprattutto anche contro questi fenomeni di microcriminalità che tanto allarme e tanta apprensione creano. E con la cronaca ora andiamo a Bassano del Grappa per un episodio grave di un passante che è stato picchiato sul Ponte Vecchio. Ci racconta tutto Nancy Galdi. Una vicenda spiacevole, quella accaduta domenica sera sul Ponte Vecchio a Bassano del Grappa verso le 20. Elmar stava passeggiando con il suo cane quando un signore l'ha aggredito. Dunque, che cosa è successo? Io stavo con Pelo e stavamo andando verso il Ponte Vecchio e un signore mi ha aggredito fisicamente dicendo, inveendo su di me che il cane piscia in giro dappertutto. All'inizio pensavo fosse uno scherzo, però poi anche praticamente sbattuto il mio telefono contro il muro e poi mi ha sbattuto a me per terra, ecco. C'era un sacco di gente, ma io ero per terra e basta. Nessuno ha fatto niente? Nessuno ha fatto niente, no. Lei ha sporto denuncia? Io ho sporto denuncia dai carabinieri il giorno dopo, ed ero ancora sotto shock, non avevo neanche dormito tutta la notte, chiedendomi come mai questi personaggi fanno una cosa del genere, anche sapendo che questo è un bassanese per bene. Ma l'uomo che l'ha aggredito, dopo che cosa ha fatto? Il cane come ha reagito?
Il cane proprio non ha fatto niente, ci siamo guardati alla stessa altezza quando ero per terra e niente, il cane proprio, e sono contento che non abbia fatto niente, perché questo è un cane che da quando è piccolo è sempre stato con me e l'ho educato proprio contro ogni violenza. L'uomo invece? L'uomo invece ha fatto finta di niente, è andato avanti, ha attraversato il ponte, si è fermato un attimino lì dove c'è un esercizio pubblico, ha parlato 20 secondi con un altro giovane e poi l'ho inseguito fino a casa sua. E adesso si stanno facendo tutte le indagini del caso? Io sto aspettando i carabinieri che finalmente mi dicono se hanno fatto indagini, se non le hanno fatto, cosa è venuto fuori. Sicuramente la persona non è la prima volta che penso che dovrebbe essere noto, penso, ai carabinieri. Ecco, questa dunque l'intervista all'uomo che è stato picchiato sul ponte di Bassano. Noi ora proseguiamo con la cronaca perché nelle ultime ore ci sono stati purtroppo numerosi incidenti stradali sulle strade della nostra regione. Ieri sera a Fonte un uomo di 60 anni di origine marocchina, residente in zona, è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada ed ha riportato delle lesioni purtroppo molto gravi. Si trova ora ricoverato all'ospedale in prognosi riservata. Secondo i carabinieri che sono giunti sul posto per i rilievi, l'uomo era impegnato ad attraversare la strada in un tratto, lo state vedendo nelle immagini, sprovvisto di strisce pedonali. Proprio in quel momento è arrivata una macchina condotta da un settantenne di San Zenone degli Ezzelini che non ha potuto evitare l'impatto, quindi il pedone è stato violentemente urtato, sbalzato sull'asfalto. Si tratta appunto di un sessantenne residente in zona, è stato trasportato all'ospedale Cafoncello, illeso, seppure naturalmente in stato di shock il conducente della vettura. Ed altri due incidenti si sono verificati sempre in provincia di Treviso questa mattina, uno a Trevignano lungo la Postioma a seguito di un incidente frontale, di uno scontro frontale. Vedete le immagini, le prime, queste sono relative all'incidente che si è verificato dopo a Morgano. Nel primo caso appunto c'è stato uno scontro frontale tra due mezzi, un camion ed un furgone porta container. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per mettere in sicurezza i mezzi e prestare naturalmente i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 ai due conducenti coinvolti, che sono stati trasportati all'ospedale, feriti fortunatamente in maniera non grave. L'altro incidente, ed è quello del quale state vedendo le immagini, si è verificato questa mattina alle 8:30 nel comune di Morgano, in via Mascagni. Un'auto con a bordo un uomo di 76 anni si è ribaltata nel fossato adiacente la sede stradale. I vigili del fuoco, in collaborazione con il 118 di Treviso, hanno estratto il conducente dalle lamiere dell'auto per poi affidarlo ai sanitari che l'hanno portato all'ospedale. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi. Il tutto quando poche ore prima a Vedelago ieri si era verificata l'ennesima tragedia purtroppo mortale, questa volta della strada, con un giovane di 26 anni morto in seguito all'urto con una vettura che pare non avesse rispettato la precedenza. Il giovane era in sella ad uno scooter. Non va bene, loro le tagliato strada e morte per niente. Il corpo di Tinduende è rimasto sull'asfalto accanto al ciclomotore a pochi metri dal punto di impatto.
È qui, lungo via Castellana, all'incrocio con via Cailcroci Sud, che si è consumata la tragedia. Aveva 26 anni, Tinduende Koddonogu. Era originario del Burkina Faso e viveva a Vedelago dal 2009. Secondo una prima ricostruzione, l'auto, una Peugeot 106, proveniente da via Cal di Croce, si sarebbe immessa sulla Castellana, tagliando la strada al giovane che stava procedendo in direzione Castelfranco Veneto. L'auto era condotta da un cittadino senegalese residente a Trebaseleghe. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Tinduende si stava recando al lavoro. Diplomato meccanico all'istituto professionale, era stato assunto alla Faber di Castelfranco Veneto da almeno 6 anni. Il suo turno sarebbe iniziato alle 14. Sul posto, oltre ai soccorsi e alle forze dell'ordine, sono arrivati anche il padre e i fratelli, sconvolti dal dolore. A parlare è lo zio Omar. Mi dispiace, anche io non so cosa dire. Tanti anni che sono qua con loro, fate scuola loro, tutto fate scuola qua, alla fine trovato lavoro, dopo così. Tinduende, conosciuto come Irene, viveva con la famiglia a Vedelago, dove era cresciuto e si era costruito il suo futuro. Lascia i genitori e 3 fratelli. Un fratello, trattenendo le lacrime, riesce a parlare. Mio fratello si chiama Irene, stava andando al lavoro e una macchina l'ha dato la strada. Sono in corso gli accertamenti di carabinieri e polizia locale di Vedelago per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Non è la prima volta che qui si verificano incidenti, racconta un residente. Questa volta però a pagare è stata una giovane vita lungo un incrocio attraversato ogni giorno da centinaia di veicoli. Ed ora andiamo a Belluno, apriamo la pagina dedicata alle Olimpiadi Milano-Cortina dopo l'inaugurazione ufficiale ieri sera che ha visto diversi momenti, dalla cerimonia a San Siro a quella a Cortina e poi a Predazzo e Livigno, momenti di grandissima emozione seguiti da 2 miliardi di persone in televisione. Abbiamo in collegamento da Belluno il nostro Cristian Arboit. A te Cristian, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno da Belluno, dalla Liston. Siamo in Piazza dei Martiri con Stefano Bozzi che sta curando la parte tecnica. Belluno che ovviamente guarda a Cortina e guarda più in generale alle Dolomiti, a queste Dolomiti che stanno ospitando il più grande evento sportivo a livello internazionale. Siamo partiti ieri sera alla cerimonia inaugurale che ha messo in connessione lo stadio di San Siro con Corso Italia a Cortina. C'era anche Luca De Carlo che mi ha raggiunto anche oggi qui sul Liston, senatore, presidente della 9ª Commissione Industria e Turismo al Senato. Però partiamo dall'emozione e dalle emozioni che si sono respirate ieri sera in piazza di Bona, in Corso Italia, in tutta Cortina che chiaramente è stata ammirata da miliardi di persone. Si stima, come dicevi tu, 2 miliardi di telespettatori, 2 miliardi di persone che hanno assistito a questa doppia cerimonia, quella principale a San Siro e poi appunto quella a Cortina, dove hanno sfilato gli atleti che sono impegnati nelle gare appunto a Cortina, ma sono sfilati anche i volontari, tanti volontari che animano la Conca, 34 le associazioni, poi erano presenti gli amministratori del territorio, le forze dell'ordine, tante forze dell'ordine. Il momento è più emozionante chiaramente, l'accensione del bracciere in piazza di Bona al cospetto dell'iconico campanile di Cortina. Il nostro racconto parte proprio da qui, nelle immagini, con il montaggio che vi invito veramente a vedere di Stefano Bozzi.
Tanti quindi i momenti emozionanti, avete visto Sofia Goggia che ha acceso il bracciere olimpico, poi anche l'alzabandiera, questo alzabandiera era presente il bambino undicenne Riccardo, diventato un caso nazionale per la vicenda nota del bus in Cadore. Un altro momento emozionante lo avete visto sempre nelle immagini e nel montaggio di Stefano Bozzi, l'inno d'Italia cantato in contemporanea, Laura Pausini a San Siro, il coro Sole Note da Cortina, un coro fatto da voci auronzane, comeliane, cadorine, insomma una connessione positiva. Quella di ieri sera è stata innanzitutto, senatore De Carlo, una serata di connessione. Beh, è stata una cosa emozionantissima, vedere le immagini di Milano e la straordinaria capacità con la quale abbiamo regalato al mondo l'immagine dell'Italia è stato straordinario. Esserci, poi viverla a Cortina nel contesto insieme agli atleti, insieme ai tanti volontari, con questo straordinario coro, è vero, che ha cantato l'inno nazionale in maniera commovente, ci ha fatto sentire tutti partecipi. È un po' lo spirito di Olimpia, quello che il buon Dino Buzzati ricordava raccontando sul Corriere della Sera le Olimpiadi degli anni 60, è quello che ha pervaso credo un po' tutti. Oggi è il momento delle gare a Cortina, domani la discesa, però la cosa più importante è stata vedere veramente tanta gente tutta assieme contenta di festeggiare un evento che per noi è storico, per questa provincia soprattutto e anche per Belluno, la città capoluogo e capitale delle Dolomiti, come noi vogliamo chiamarla. Credo quindi che sia un modo anche per vendere questo territorio, una vetrina straordinaria. Hai detto giustamente 2 miliardi di persone collegate, dando un'immagine veramente spettacolare e anche molto commoventi le parole poi giunte da Milano, da chi è intervenuto sul palco. Insomma, credo che abbiamo iniziato bene, dobbiamo dimostrare l'efficienza dei veneti e degli italiani in questo caso, e poi per noi, per il nostro territorio, è un'opportunità straordinaria, non solo per Cortina ma per tutti quelli che vogliono bene a questa provincia e che sanno che le Olimpiadi sono un valore aggiunto. Ecco, tra l'altro Belluno, e a proposito di connessioni, che guarda Cortina con dei maxi schermi e dei visual qui in piazza dei Martiri. Belluno che comunque resta la capitale delle Dolomiti. C'è poi l'altro fronte, quello della sicurezza, perché chiaramente per un grande evento ci vogliono grandi misure di sicurezza. Cortina di fatto è zona rossa, abbiamo visto anche ieri operare migliaia e migliaia di agenti, polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, tantissimi, unità cinofile, reparti scelti, insomma su questo non si scherza, anche perché domani pare ci sarà anche il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Vance. Beh, credo che la sicurezza sia sempre prerequisito essenziale per svolgere qualsiasi attività umana, specialmente quella sulle quali tutto il mondo ha messo gli occhi, ed è proprio le Olimpiadi. Ricordiamo tutti, come non ricordarlo quando parliamo di sicurezza, ciò che avvenne nel 72 a Monaco, quindi è evidente che lo straordinario lavoro di tutti, coordinato tra l'altro dal prefetto e questore di Belluno, encomiabili nella cercare di risolvere i tanti problemi che work in progress nascono e crescono durante un evento come questo, ma sempre con un'attenzione particolare sia alla sicurezza ma sia alla mobilità di tanti cittadini che oggettivamente sono coinvolti in questa straordinaria kermesse, ma che hanno anche lavoro, che hanno necessità di mobilità, che vivono in queste aree, che hanno visto, è vero, trasformare le strade in questi anni con interventi strutturali, infrastrutturali che costituiranno la legacy, cioè l'eredità di queste Olimpiadi, e che per noi che viviamo questi territori non sono secondari. A proposito di sicurezza, sono schierati anche i vigili del fuoco che hanno effettuato nelle scorse ore verifiche sul sistema antincendio del villaggio olimpico. Contestualmente il dispositivo nucleare, biologico, chimico, radiologico è stato impegnato nel monitoraggio costante dell'area all'interno del Carling Center, che è sede, come sapete, chiaramente delle competizioni. Presenti il direttore interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, Cristina D'Angelo, e il comandante di Belluno, Matteo Carretto. Tra l'altro c'è anche un caso tutto da appurare
segnalare un tentativo di sabotaggio alla pista da bob, al quadro elettrico, questo nella giornata di giovedì. Sono intervenute le forze dell'ordine, ma andiamo con i piedi di piombo perché non è la prima volta che se ne parla. Ci sono stati 2 episodi simili in passato che poi sono stati archiviati. Anche qua però bisogna stare attenti. Misure di sorveglianza alte. L'attenzione è molto alta, lo testimonia non solo il numero ma anche l'efficacia e la bravura delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, che sono impegnati costantemente e con un impegno che è veramente quasi dedizione. Però credo che sia prerequisito, ripeto, essenziale per svolgere qualsiasi attività umana. Lo sono a maggior ragione quando c'è un'altra concentrazione di persone provenienti da tutto il mondo in un spazio ristretto come quello che è quello di Cortina e delle nostre valli, e quindi un grazie ancora a tutti coloro i quali si stanno prodigando per assicurare giochi all'altezza delle aspettative, e soprattutto proprio perché avremo gli occhi puntati di 3 miliardi, se ieri erano 2 miliardi durante la cerimonia, arriveranno presto durante le gare ad essere molti di più. Tra l'altro arriva Sergio Mattarella, si sapeva il 12, però pare resti per 2 giorni. Sì, pare di aver visto anche a me un'agenzia che dice mercoledì e giovedì, che visiterà poi anche il villaggio olimpico, pranzerà con gli atleti, quindi una testimonianza di vicinanza non solo alle Olimpiadi, al nostro territorio, ma anche a tutti coloro i quali oggi stanno testimoniando il valore e lo spirito olimpico nella nostra provincia. Noi siamo grati ancora della scelta che ha premiato Milano e Cortina, perché veramente sono occasioni per i territori che non passano tante volte nella storia. Noi abbiamo già avuto Cortina 56, della quale abbiamo beneficiato per tantissimi anni, non solo la Conca Pezzana straordinaria, ma anche le tante aree limitrofe che ancora oggi vivono di luce riflessa di tanto turismo iniziato e sviluppatosi in quell'occasione. Insomma, si è partiti con il piede giusto, staremo a vedere nelle prossime settimane. Per il momento, Marta, ringraziando il senatore De Carlo e Stefano Bozzi per la parte tecnica, ti lascio con alcune testimonianze che abbiamo raccolto nella Conca, ampezzani, commercianti, ma anche rappresentanti delle forze dell'ordine, in particolare un ispettore di polizia che con la sua unità cinofila, con il cane Chanel, sta bonificando interi quartieri di Cortina. Per il momento dall'Iston a Piazza dei Martiri è tutto, e dopo le testimonianze ti restituisco la linea. E questa nevicata è stata una manna dal cielo per portare gente e Olimpiadi indimenticabili, le più belle di tutti gli anni. Su questo lei è certo? Sono certissima. L'anno scorso ho detto la nevicherà la settimana prima delle Olimpiadi, e così è stato. I commercianti sono contenti, cioè chi gravita attorno al mondo del turismo qui a Cortina è mediamente soddisfatto di queste Olimpiadi? Io non ho sentito le chiacchiere, io penso al mio, sono contenta, sto lavorando, sono positiva e bisogna pensare positivo perché le cose vadano bene. Queste Olimpiadi quindi faranno bene a Cortina, lei? Voglio pensare che sia così e sarà assolutamente così. Ampezzana Doc. Ampezzana Doc. E quindi gli ampezzani Doc cosa pensano di questa Olimpiade? Pensano, secondo me, che un evento così importante ci doveva essere a Cortina. Poi le polemiche ci sono lo stesso, ma un evento sportivo qua è amato da tutti, perché sono passati tanti anni, ma insomma è vero che abbiamo un paese un po' vecchio, forse tra virgolette, però noi amiamo lo sport e loro amano lo sport, e quindi va bene così. Disagi ci sono tantissimi, ma noi guardiamo, io dico l'80% della cosa lo fa il panorama, è bellissimo. E la neve salva tutto. E la neve ha salvato tutto. Sono un volontario dell'Associazione Nazionale Alpini che ha aderito a dare una mano a questo svolgimento di queste Olimpiadi. E lei in che cosa sarà coinvolto? Il nostro ruolo è diviso in vari servizi, il mio esattamente è driver, accompagnerò il personale tecnico o anche gli olimpionici dal villaggio olimpico alle varie strutture. Perché gli alpini e le penne nere si sono messi a disposizione delle Olimpiadi?
per dare un contributo all'Italia, come sempre in prima linea. Abbiamo cominciato già da diverse settimane con il controllo di tutto il villaggio olimpico, prima che arrivassero gli atleti ad occuparlo. Poi i vari siti come il Palazzo del Ghiaccio o la pista di bob o anche su Altofane dove ci sarà lo sci. Quindi voi avete passato a setaccio praticamente tutta Cortina in questi giorni? Sì, esattamente, abbiamo passato al setaccio, si può dire, tutta Cortina. È un combinato disposto tra unità cinofile e artificieri, immagino. Siamo insieme all'unità degli artificieri, assiduamente insieme, proprio perché lavoriamo in team. Il cane annusa e qualsiasi criticità intervengono gli artificieri. Come si chiama il cane? Come si comporta? Il cane si chiama Chanel, si comporta benissimo, è la sua prima volta sulla neve ed è super entusiasta. E torneremo ancora a parlare di Olimpiadi nel corso di questa edizione del nostro telegiornale. Affrontiamo ora un altro tema, perché oggi, un tema tra l'altro di grandissima attualità, oggi è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. A Padova gli avvocati del Triveneto questa mattina hanno tracciato il bilancio sull'attività dello sportello legale del bullismo. Sentiamo Marta Zatta. Oggi è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un fenomeno purtroppo sempre più crescente tra i giovani del Veneto e purtroppo anche della provincia di Padova. E proprio a Padova in questo momento è in corso un convegno organizzato dagli avvocati del Triveneto per analizzare anche il lavoro svolto in questi 2 anni con lo sportello legale bullismo. Noi abbiamo intervistato il presidente e il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova. Vediamo cosa ci hanno detto. I casi che incontriamo sono più o meno non sono così violenti. Non abbiamo incontrato casi di violenza molto cruenta, però la violenza psicologica è quella che proprio incide sui ragazzi che sono vittime di bullismo. Ad esempio succede che la vittima viene spesso esclusa da tutte le feste, festine, dalle amicizie, non viene coinvolta nelle attività della scuola. Abbiamo avuto casi di una ragazzina che purtroppo è stata presa di mira da altre compagne e ad esempio non poteva prendere l'autobus con loro, ma la costringevano a prendere quello successivo o addirittura a scendere alla fermata successiva, costringendo ad arrivare in ritardo. Abbiamo casi in cui dei ragazzini vengono presi di mira e sempre presi in giro, a volte anche per le loro inclinazioni sessuali che non sono conformi, diciamo, allo standard, e vengono anche minacciati, offesi e quasi, vorrei dire, torturati quasi quotidianamente, tanto che questi ragazzi spesso e volentieri cominciano anche ad andare male a scuola e fanno molta fatica a rivelare questa cosa, a confidarsi con i genitori e anche con le maestre o gli insegnanti. L'idea nasce da questo, da un'idea dell'avvocatura che risponde a un'esigenza della città o del territorio. È uno sportello che ha avuto un successo, fra virgolette, che non ci aspettavamo, a testimonianza della diffusione e della gravità del fenomeno. Noi abbiamo aperto anche altri sportelli di consulenza, per esempio in materia abitativa, per esempio abbiamo lo sportello del cittadino aperto sempre, ma devo dire che questo sportello ha appunto risposto a un'esigenza molto molto presente e i numeri sono lì a dirlo. E proprio a proposito di bullismo e di giovanissimi criminali, la notizia dell'individuazione dell'aggressore dell'anziana che lo scorso 24 di gennaio era stata rapinata in pescheria a Treviso, scippata della borsetta, cadendo a terra aveva abbattuto la testa. Ebbene, si tratta di un ragazzino di appena 14 anni.
Ha appena 14 anni eppure un precedente per furto e resistenza a pubblico ufficiale, il responsabile dello scippo in pescheria dello scorso 24 gennaio. Gli agenti della squadra mobile della questura di Treviso, grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina, sono riusciti ad identificarlo e denunciarlo. L'episodio, verificatosi il sabato pomeriggio, ha suscitato sgomento e preoccupazione in città. Vittima dello scippo una signora di 89 anni. L'anziana stava passeggiando quando, arrivata all'altezza dell'incrocio tra via Pescheria e via San Parisio, è stata aggredita alle spalle da un giovane che le ha strappato la borsetta. Colta di sorpresa, la signora, per la violenza dello strappo, ha perso l'equilibrio ed è caduta sbattendo il capo proprio sul blocco posto in mezzo alla carreggiata per impedire l'accesso alle auto in via Pescheria. Lo scippatore è quindi scappato, lasciando la donna a terra, con grande shock dei presenti che hanno subito prestato i primi soccorsi. C'è sgomento perché il quartiere proprio è il cuore della città. Di un sabato pomeriggio, tra l'altro la povera signora ha avuto anche un trauma importante perché non aveva perso memoria, non sapeva neanche più chi riconoscere la sua famiglia e quant'altro, perché aveva anche preso paura. Le indagini della polizia hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'aggressore. E qui la sorpresa: si tratta di un ragazzino di 14 anni, italiano, che frequenta la prima superiore in un istituto di Treviso. Giovanissimo, ma già con un precedente per furto e resistenza e privo di scrupoli, visto come ha aggredito la signora di 89 anni dopo averla pedinata per alcuni metri con il volto travisato, strappandole la borsa senza curarsi di lei dopo che era caduta, battendo violentemente la testa. L'anziana ha avuto una prognosi di 5 giorni ed è stata pure fortunata, perché poteva andare anche molto peggio. Il 14enne è stato ora denunciato per furto con strappo e lesioni personali e convocato in questura con i genitori. Il sindaco Mario Conte ringrazia le forze dell'ordine. Il protagonista è un ragazzo di 14 anni che si era già reso protagonista di altri episodi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Solo una cosa io mi auguro adesso: che ci sia il modo per far pagare la giusta pena a questo ragazzo. Certamente ha 14 anni e quindi lo vogliamo recuperare. È altrettanto vero che ogni azione porta con sé delle responsabilità ed è giusto che paghi sia lui che la sua famiglia. E c'è un altro episodio inquietante accaduto a Selvazzano, dove un 82enne è stato derubato del bancomat al supermercato. Ma sentiamo cosa è successo. Non mi sento più sicuro di me, sono sincero. Sono rimasto male perché non pensavo mai che mi succedesse queste cose qua. Diciamo, ho avuto un trauma, infatti adesso che ho il banco nuovo, ho paura, diciamo, che mi succeda ancora. Non ti sei più tranquillo come una volta. Enzo Monaro è profondamente scosso, glielo si legge in quegli occhi dolci mentre ci racconta cosa gli è successo. L'82enne si è ritrovato senza 1.500 euro sul conto in pochi minuti. Come ogni giorno Enzo si è recato a fare la spesa nel supermercato a pochi metri da casa, a Selvazzano, quando mentre caricava la spesa in macchina si è reso conto di non avere più con sé il bancomat. Allora sono tornato indietro, ho chiesto alla cassiera se casomai ho dimenticato qualcosa e mi hanno detto no, tranquillo Monaro, l'ho vista io che ho messo in dentro sulla tasca. Allora cosa ho preso? Sono andato direttamente a casa, ho lasciato le borse che sono distratto e ho pensato così a mia moglie e mia figlia, mi detto meglio che vado in banca a bloccare, ma purtroppo ho bloccato sì, ma si vede che qui che mi hanno portato via il banco, ma hanno già prelevato 1.500 euro. Sono bastati 13 minuti ai ladri per andare nella vicina banca Crédit Agricole e prelevare i contanti. Probabilmente lo stavano seguendo da giorni ed erano riusciti a scoprire il codice del bancomat. Dall'analisi dei tabulati è emerso inoltre che i malviventi hanno effettuato anche altri tentativi di prelievo ad Albignasico, fortunatamente senza successo. È anziano e sono persone anche più fragili, più indifese, più lente, diciamo, anche perché comunque cioè, la cosa strana di questa vicenda è il tempo di esecuzione, perché in solo 13 minuti da quando lui ha pagato, diciamo, la spesa a quando hanno fatto il primo prelievo sono passati 13 minuti, perciò era tutto organizzato, lo stavano probabilmente anche pedinando da qualche giorno,
anche i carabinieri hanno detto così. Enzo è un anziano invalido poiché privo di un braccio, una persona fragile che va protetta e tutelata, come chiede anche il figlio Massimo, che lancia un appello alle istituzioni. Mi sento proprio di chiedere alle istituzioni, ecco, di vigilare di più, soprattutto all'interno di questi centri commerciali, di questi supermercati, che ci sia più controlli, soprattutto per gli anziani, ma anche per tutti, perché comunque questa storia che cioè, è incredibile e potrebbe succedere a tutti. Sono state tradite anche dalle ricerche su internet le 2 donne, una vicentina, arrestate per l'omicidio di un'anziana castellina in Chianti, in provincia di Siena. Trapela qualche indiscrezione sull'indagine della Procura di Siena sulla morte misteriosa di Franca Genovini, una 85enne trovata senza vita il 7 agosto del 2024, che hanno portato all'arresto di 2 donne, tra cui Erika Cuscela, una 25enne di Taranto residente ad Altavilla Vicentina da alcuni anni. L'ipotesi iniziale di una morte naturale della pensionata fu smentita dall'esito dell'autopsia, che confermò l'assunzione orale di benzodiazepine e tracce di un possibile soffocamento. Per questo gli inquirenti avevano inserito nel registro degli indagati la nipote della vittima, una 37enne della provincia di Siena, e la 25enne residente ad Altavilla. Le due si sarebbero conosciute via internet 3 mesi prima del delitto, scambiandosi informazioni su possibili modalità di portare alla morte una persona senza lasciare tracce evidenti. Per questo erano stati sequestrati telefonini e computer delle 2 arrestate, su cui gravavano pesanti indizi di colpevolezza secondo il GIP senese. Fondamentali anche le immagini di videosorveglianza di un compraoro, dove le 2 donne avevano cercato di rivendere alcuni preziosi sottratti nella casa della vittima dopo la sua morte. Sconcertati i residenti di Altavilla Vicentina per la notizia del doppio blitz dei carabinieri, che ha coinvolto a quasi 300 km di distanza anche il comune vicentino, come testimonia il sindaco. Sì, oggi ci siamo svegliati con questa notizia eclatante che, voglio dire, noi come comune o comunque come sindaco abbiamo appreso anche noi, e è una ragazza che comunque vive qui da tanto poco, che non è conosciuta, per cui anche per noi è stata un po' sconcertante la cosa. Certo che ci rimettiamo un po' a quello che le autorità poi valuteranno. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di tematiche legate a questo grande momento che il nostro territorio sta vivendo con l'apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina. Qui con me in studio Armando Sartori, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Grazie per essere con noi. Perché legato a Cortina? Perché proprio oggi sono stati diffusi i dati relativi alle imprese artigiane nella filiera dello sport system, che sappiamo essere uno dei settori importanti dell'economia del nostro territorio. Ebbene, Treviso proprio è leader in Veneto per quanto riguarda le imprese artigiane, con ben 123 aziende tra trasformazione, distribuzione e servizi, che costituiscono il 21% delle 581 imprese artigianali del Veneto. Quindi, Sartori, stiamo parlando di numeri davvero importanti. Sì, stiamo parlando di un settore appunto importante in provincia di Treviso, un settore che purtroppo è in difficoltà come tanti, ma che vede un'opportunità in questo evento, in questa Olimpiade invernale Milano-Cortina, per, diciamo così, conoscere una nuova primavera, e quindi per insistere e per dare ancora valore a questo mercato. Noi di Confartigianato siamo molto impegnati nel far conoscere il bello dei nostri prodotti, perché c'è poco da fare. Siamo leader anche nel bello, anche nelle cose fatte bene, perché questo è sostanzialmente l'arte artigiana, l'arte del saper fare italiano. Il plus valore anche del saper fare italiano nel mondo. Guardate, non c'è storia, io sarò anche di parte, però non c'è storia. Noi abbiamo delle competenze, abbiamo dei saperi che il mondo ci invidia, quindi
ben vengano queste occasioni qua, ben venga Milano Cortina e cerchiamo di sfruttare al massimo, visto che abbiamo gli occhi del mondo puntati, per farci conoscere. Ecco, quindi come possiamo sfruttare al massimo? Qual è il messaggio, diciamo, che voi lanciate? Perché un conto sono le parole, un conto poi infatti si tratta di quello che potrebbe essere un treno che passa sul quale bisogna intanto saltar su. Andiamo sul concreto, parlano per noi i nostri prodotti, che adesso non me ne voglia il mondo intero, ma insomma noi non facciamo cineseria sostanzialmente, quindi noi abbiamo dei prodotti di valore e poi usiamo tutti gli strumenti, anche quelli più conosciuti, più in voga. Non so, faccio un esempio, Terra Terra, Confartigianato Imprese Venete, sta mandando proprio in questi momenti a Cortina dei video dove racconta l'arte artigiana attraverso appunto dei video, addirittura dei suoni. Quindi noi non dimentichiamoci che Veneto vuol dire marmo, vuol dire calzatura, vuol dire occhialeria, vuol dire meccanica, vuol dire ceramica, vuol dire oro. Se volete andiamo avanti finché volete. Questo è quello che il mondo ci invidia, quindi questo è quello che il mondo deve sapere, che la roba di qualità la trova sicuramente in Veneto, sicuramente a Treviso. Ecco, entrando un po' nello specifico, diciamo, anche dei vari settori, è l'abbigliamento sportivo quello che traina o ci sono tanti altri aspetti anche della filiera totale dello sport system? L'abbigliamento sportivo è la prima cosa che viene in mente, però voglio dire c'è tanta accessoristica e poi c'è l'attrezzatura sportiva e poi c'è la camperistica e poi se andiamo avanti appunto c'è la nautica e poi ci sono i servizi legati, perché voglio dire, se vendi una bicicletta di qualità devi anche saperne fare la manutenzione e curarla, e quindi ci sono i servizi che vanno diciamo così a rimorchio del prodotto. Ecco, diciamo che il nostro territorio comunque nell'ultimo periodo sta vivendo, diciamo, al di là di questa vetrina olimpica ovviamente che ha un valore immenso, anche un grosso rilancio proprio del settore sport. Penso per esempio al turismo, lei citava le biciclette poco fa, che anche per esempio il cicloturismo sta avendo un grosso impulso nel nostro territorio, quindi anche questi aspetti in che maniera possono incidere? Perché finalmente stiamo diventando bravi. Per tanto tempo, a mio avviso, nei decenni passati abbiamo un po', non dico trascurato, ma non messo in primo piano l'aspetto del territorio. Cioè, voglio dire, adesso arrivano le colline dell'UNESCO, posti assolutamente di valore, posti belli, e quindi il cibo, la gastronomia, quindi le particolarità del territorio lanciano il prodotto e il prodotto sostiene il territorio, quindi le due cose vanno assieme e noi stiamo riscoprendo finalmente anche il valore del turismo, che prima era sostanzialmente relegato alle aree della spiaggia oppure alle Dolomiti sostanzialmente, e invece adesso finalmente ci stiamo accorgendo e stiamo vendendo bene anche altre aree che il mondo insomma guarda con un certo interesse. Ecco, proprio l'altro giorno il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza diceva: adesso la grande sfida che noi abbiamo con i Giochi Olimpici è quella di guardare al futuro, perché c'è la vetrina, il riflettore acceso adesso, ma dobbiamo riuscire a intercettare poi questo volano rappresentato dalle Olimpiadi per goderne i frutti negli anni che verranno. Sì, sicuramente ha ragione Pozza. Diciamo che le Olimpiadi accendono la miccia, poi insomma il fuoco bisogna saperlo alimentare. Io voglio essere fiducioso, intravedo una buona prospettiva. Noi veneti sostanzialmente siamo poco inclini al cambiamento, ma stiamo capendo che ci dobbiamo aprire a un mondo.
I talenti ce li abbiamo i piccoli, tutti. no? Si è sempre detto che sono soprattutto i piccoli quelli che fanno più fatica a cambiare, a adeguarsi. I piccoli sono quelli che fanno più fatica a cambiare, ma in realtà sono quelli che portano i valori autentici del saper fare e del bello. Quindi curiamo i piccoli, che vuol dire che faremo un buon lavoro, perché è attraverso la cura della piccola impresa che possiamo avere una economia, diciamo così, positiva ma diffusa. Ecco, in che maniera, per esempio, penso proprio al settore artigiano, si riesce, ed è importante riuscirci a coinvolgere i giovani, a coinvolgere le nuove generazioni, perché stiamo vedendo molto spesso che tante aziende faticano, no, nel passaggio generazionale. Ormai i fondatori cominciano ad avere già in tantissime aziende del nostro territorio una certa età, non sempre i figli sono come dire, disposti a rilevare l'attività dei genitori. Abbiamo un po' sbagliato, la mia generazione ha sbagliato per il passato. Credevamo che lasciare in eredità un lavoro fosse poca cosa, e invece stiamo scoprendo oggi che avevamo valori e saperi che andavano assolutamente tramandati. Paghiamo il prezzo della crisi demografica, perché questo è un altro problema che non è naturalmente da addebitarsi alle imprese e agli imprenditori, ma è un problema globale che però l'Italia paga in maniera maggiore ad altri paesi. Diciamo che noi, ad esempio come Confartigianato, cerchiamo di invertire il trend pubblicizzando e facendo vedere un brand che è, appunto, ripeto, il saper fare, il bello dell'artigianato, cominciando già dalle scuole. Quindi se riuscissimo a scavalcare la collina, se riuscissimo a far capire ai giovani che nel saper fare e nel mondo del lavoro e della piccola impresa in particolare ci possono essere le soddisfazioni per una vita, diciamo, felice. Ecco, io l'altro giorno con degli amici parlavo del FIL, scusatemi, dicevo dobbiamo creare il valore non più del PIL, del prodotto interno lordo, ma del FIL, della felicità interna lorda. Una persona felice, un artigiano felice fa una famiglia felice, fa un territorio felice. Se sei felice probabilmente vivi bene indipendentemente da quanti denari hai in tasca. Ecco, lo stato di salute di queste imprese, possiamo fare una fotografia, Sartori, dello stato di salute delle imprese artigiane del nostro territorio, in particolare, visto che stiamo parlando di filiera dello sport system, lo stato di salute di queste. Abbiamo sentito anche di crisi aziendali importanti nell'ultimo periodo. Sì, sì, ma le piccole stanno bene. Dobbiamo dirlo, le piccole stanno bene perché sono anche abituate un po' a superare le problematiche. Le piccole stanno bene, però vanno anche protette, soffrono di concorrenza sleale e quindi strumenti che deve mettere in atto chi di dovere, gli organi competenti, è il controllo sulle frodi, sul lavoro non a norma, sulle pratiche scorrette, eccetera. E quindi questo è già un valore. L'altra questione dove la piccola impresa soffre è naturalmente negli adempimenti burocratici, che sono talmente tanti che non me ne viene in mente uno, cioè tanto per dire, perché siamo in una tempesta di adempimenti che di fatto non ti fanno lavorare, quindi non ti fanno produrre. Diciamo che la piccola impresa è il valore aggiunto del territorio, perché in qualche maniera ne viene fuori. È difficile che il piccolo imprenditore faccia cassa integrazione, che faccia licenziamenti, cioè che il piccolo imprenditore è abituato in qualche maniera ad arrangiarsi, e questo è il valore su cui noi dobbiamo combattere. E certo, magari se trova anche dei bravi collaboratori cerca di tenerseli stretti. Se trova dei bravi collaboratori cerca di tenerseli stretti,
Prima ho toccato il tema della scuola, ma naturalmente noi ad esempio abbiamo chiesto alla nuova governance del Veneto, in particolare al presidente Stefani, abbiamo chiesto più attenzione alle scuole professionali e alle scuole di formazione, cioè le scuole più tecniche e formative, le scuole più vicine, diciamo così, al mondo del lavoro, perché è anche lì è un terreno non da scoprire ma da riscoprire, perché gli imprenditori di adesso sono i tecnici formati 40 anni fa. Certo, e stavamo dicendo, no, dello stato di salute, per cui le vostre richieste, perché alla fine poi abbiamo sentito, no, la burocrazia da un lato, l'intervento sui giovani, in un ABCD, diciamo, delle richieste delle piccole imprese alla politica, perché poi alla fine questo è in vetta. Qual è il primo aspetto? Guardi, il primo aspetto è quello che ho citato un attimo fa per ultimo, le scuole. Okay? Cominciamo da lì. Riportiamo la formazione professionale, la formazione tecnica, riportiamola al centro dell'attenzione. Non sono scuole di serie A, sempre che ci siano scuole, scusi, non sono scuole di serie B, sempre che esistono delle scuole di serie A e serie B, per carità. Quindi dobbiamo riscoprire quello, quindi ci vogliono maggiori investimenti in quelle scuole lì, perché le scuole tecniche e professionali hanno bisogno di strumenti che costano, perché questo è il tempo della tecnologia. Poi la protezione, come si diceva prima, quindi la tutela contro le frodi, contro il lavoro nero, contro la concorrenza sleale. Quindi il paradosso è che chi rappresenta le imprese chiede maggiori controlli, ok? Sì, è un po' un paradosso, però questo di fatto, perché se i controlli ci tutelano quelli che sono in regola, di fatto ben venga. Ma poi è chiaro che abbiamo appena detto sport system o comunque tutta una serie di attività gravitano attorno al territorio. Quindi questa, a mio avviso, questo nuovo interesse, che ormai insomma è già da qualche anno in via di fattibilità, questo nuovo interesse per il territorio veneto non può che far bene al sistema produttivo. Quindi le cose vanno assieme: economia, turismo, natura, eccetera, eccetera. Sono tutte collegate, tutti ne possiamo trarre benefici se riusciamo a diciamo, approfittare di questa grande occasione che ci viene offerta. Approfitto per un'ultima domanda, visto che è qui con noi Presidente, non c'entra con lo sport system, ma sicuramente relativa ad una notizia della quale abbiamo tanto parlato negli ultimi giorni e che ha suscitato anche, come dire, non pochi timori tra le persone, quella del falso idraulico. L'avrà sentita anche lei negli ultimi giorni, insomma addirittura centinaia di persone che sono state imbrogliate da questo sedicente idraulico che è entrato nelle case, che si è fatto dare soldi, che poi non ha fatto il lavoro che doveva fare. Ne approfittiamo magari per lanciare un messaggio anche a chi ci sta seguendo da casa: come dobbiamo tutelarci, a cosa bisogna fare attenzione, perché sono molti, no? In questo caso l'idraulico, ma anche tanti altri professioni, diciamo, di tipo artigiano che potrebbero essere esercitate da abusivi. Sì, e intanto mi scuso con chi mi vede da casa perché ho fatto un sorriso, ma non sto naturalmente prendendo in giro qualche poveretto che è stato truffato. Sorrido perché ho letto che ha venduto una catasta di legna facendo una foto e insomma l'ho trovata una idea un po' alla Totò che vendeva la fontana di Trevi. Non c'è limite alla fantasia quando uno vuole arrangiarsi. Detto questo, ci sono dei contenuti su quello che sta accadendo. Allora, intanto mi chiedo, intanto noi siamo un'organizzazione
se avete delle difficoltà in qualche maniera, c'è la Confartigianato, c'è la CNA, ci sono le rappresentanze in genere, verificate prima di far venire gente in casa, che poi tra l'altro è una cosa molto delicata, perché voglio dire l'idraulico, il seramentista, il pavimentista, cioè chi va a fare dei servizi in casa, bisognerebbe perlomeno conoscerli, perché si aprono le porte di casa nostra e voi capite che è una cosa piuttosto delicata. È vero che noi siamo abituati un po' come veneti a fidarci, però sono finiti quei tempi. E questo però dimostra anche un'altra cosa, che c'è anche una certa, come dire, una certa difficoltà nel trovare delle persone che vengono a fare questo tipo di servizi, quindi ritorniamo al discorso di prima, no? Quindi voglio dire, anche i giovani, guardate che c'è nel mondo dell'artigianato, ci sono delle possibilità. Come possiamo difenderci? Con il metodo che usavamo una volta, nel chiamare chi si conosce. Noi siamo la realtà dei paesi, non è pensabile cercare un idraulico in internet, a mio avviso. Io capisco che queste sono le nuove modalità con cui ci si approccia al mondo, però per far entrare qualcuno in casa mia io mi fermerei alle vecchie modalità. Chiamo il cugino del cugino o il compare, insomma, o il comunque fratello. accertarsi in qualche maniera di chi si fa entrare nella propria abitazione. Sì, questo è un delinquente. Beh, ci mancherebbe altro, chiaro. No, ho approfittato perché, visto che era qua presente, mi sembrava importante anche far presente a chi ci sta seguendo da casa questo aspetto. Ritorniamo al discorso olimpico, perché mi dicono dalla regia che abbiamo in collegamento Dino Ponchio. No, è caduta la linea. Allora vediamo se riusciamo a ricollegarci tra poco. Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto, che ieri appunto era a Milano per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Allora io direi, visto che c'è qualche problema di collegamento, andiamo intanto in pubblicità. Io la saluto e la ringrazio, Presidente, per essere stato qui con noi. Andiamo in pubblicità e ci rivediamo tra poco. Grazie a voi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo dunque a parlare di Olimpiadi Milano Cortina. Abbiamo in collegamento Dino Ponchio, presidente del CONI del Veneto. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, di ritorno o sulla via del ritorno da Milano, dove ieri ha assistito in diretta alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina. 2 miliardi di persone l'hanno seguita in televisione, momenti di grande emozione. Vuole raccontarci un po' da un osservatorio diverso, il suo, cosa è emerso da ieri sera? Ma abbiamo cominciato al mattino con l'inaugurazione di Casa Italia, con un contatto praticamente diretto anche con il Capo dello Stato, con il Presidente Mattarella, molto anche questo interessante, perché è, come si può dire, il salotto buono dove l'Italia accoglie tutti gli ospiti d'onore alle Olimpiadi. Poi pomeriggio, sera siamo stati alla cerimonia, molto, come si può dire, toccante, nel senso emozionante, ecco la parola che ha usato lei, emozione è la parola che sigla queste cerimonie, e questa in particolare, che aveva molto il profumo d'Italia. I riferimenti alla nostra cultura, alla nostra storia erano tanti, non si sono neanche potuti apprezzare del tutto probabilmente guardando in TV, ma vivendole lì all'interno dello stadio entravano un po' anche nell'animo. Tanta coreografia, tanta sostanza, tanti nostri nomi eccellenti, tanti ospiti VIP, un po' lunga devo dire, però è un rito, la sfilata delle nazionali, delle nazioni, è un rito intoccabile e intangibile delle
Olimpiadi, vedere passare in rassegna tante etnie, tante nazioni, tante persone, bandiere, emblemi di culture diverse ma che si trovano unite in questa occasione è sempre un momento molto importante. E poi importante anche, così, come dicevo prima, lo spettacolo che era denso di messaggi culturali che attraversano e permeano tutta la storia dell'Italia. Ecco Presidente, venendo al Veneto stavamo vedendo intanto le immagini di ieri sera a Cortina, perché naturalmente la cerimonia si è svolta anche a Cortina con dei ritmi diversi rispetto a quella di Milano, ma comunque sempre grandissimo spettacolo. Ora insomma la parola va agli sportivi, va alle gare, si comincia quindi a scendere in pista. Quali sono le aspettative per i veneti, per gli atleti del nostro territorio, anche perché la nostra regione ha comunque sfornato e sta sfornando dei grandi atleti? Ma io ho detto in altre occasioni, qualche tempo fa dicevo che ci voleva un miracolo per vedere le Olimpiadi partire nel Veneto, poi questo miracolo l'abbiamo visto e toccato con mano ed è diventato realtà. E poi ho anche aggiunto sarà un successo, e il successo lo stiamo dimostrando anche con la cerimonia d'apertura, è un successo organizzativo, un successo impiantistico, tecnico impiantistico, perché siamo pronti, a differenza di quanto si temeva, tutti i nostri impianti sono pronti all'avanguardia, in particolare quelli del Veneto, e sarà un successo anche tecnico-agonistico, perché come ha detto, auspicato il Presidente Mattarella, ma come ha detto anche il Presidente del CONI Buonfiglio e il Presidente del Comitato Organizzatore Malagò, aspettiamo una medaglia in più rispetto all'edizione precedente e quindi puntiamo a 18 medaglie. Probabilmente già oggi stesso ne arriverà qualcuna, in particolare dalla discesa libera maschile, ma non solo. I nostri atleti, il Veneto, oltre che avere l'onore di organizzare, ha anche l'onore di dare un buon contributo di partecipazione alla nostra nazionale. I nostri veneti partecipanti, tenuto conto che chiaramente le province della pianura fanno fatica a avere atleti di livello internazionale olimpico nelle specialità dello sci e del ghiaccio, ma diciamo Belluno e Asiago, ma in particolare Belluno ha molti rappresentanti. Contiamo di arrivare, speriamo sul podio, ma sicuramente nei piazzamenti d'onore, che per le Olimpiadi vuol dire nei primi 8, nelle specialità del ghiaccio in particolare, che siamo molto molto forti, e nel fondo e nello sci di fondo. Per il resto, diciamo, la parte del leone la fanno naturalmente le province autonome di Bolzano e Trento, che da sole hanno circa quasi 100 partecipanti di nostri atleti. Noi siamo, mi pare, attorno ai 18-20. Quindi insomma ci sono anche delle grandi aspettative sui nostri atleti. Per concludere, Presidente, volevo chiedere che cosa abbiamo da imparare da queste Olimpiadi, che cosa dobbiamo portarci per il futuro? Ecco, questo aspettavo, perché poi alla fine io che rappresento il CONI del territorio, quello che ha come medaglia da aggiudicarsi, da prendere, da ottenere, quella di aumentare la pratica dello sport di base, quindi che tutti i ragazzi e le ragazze del Veneto facciano sport. Questa è la nostra medaglia. Io credo che ci porteremo a casa come diciamo eredità, perché non mi piace dire legacy come dicono altri, l'eredità di queste Olimpiadi, a parte gli impianti, a parte anche dei miglioramenti delle strutture, delle strade eccetera per arrivare a Cortina, ci porteremo a casa, spero e sono sicuro, grazie ai grandi risultati dei nostri campioni, che si riaccenda come la fiaccola olimpica e il fuoco sacro della voglia di fare sport, vedendo i nostri campioni vincere e ottenere grandi risultati nei ragazzi e ragazze di tutto il Veneto. Questo
l'obiettivo che ci mettiamo noi affinché la quota parte, la percentuale di ragazzi che fanno sport diventi non una percentuale ma il 100%. Ecco, l'abbiamo visto per esempio con il tennis, no, Presidente? L'effetto Sinner ha portato tantissimi giovani a praticare questo sport che era andato un po', come dire, nel dimenticatoio negli anni passati, dopo i grandissimi risultati che c'erano stati negli anni, dagli anni 70 agli anni 90. Per quanto riguarda gli sport invernali, lei che cosa si aspetta? Nel senso che purtroppo sono degli sport anche piuttosto costosi per le famiglie, no? Sia per quanto riguarda l'attrezzatura, sia per quanto riguarda gli ski pass e quant'altro. Come possiamo quindi incentivare anche i ragazzi più giovani, i bambini, insomma fin da piccoli, per far sì che possano avvicinarsi a questi sport? Allora, il nostro obiettivo è che tutti facciano sport. Gli sport invernali, se noi chiediamo alle singole federazioni che praticano degli sport che hanno dei costi fissi leggermente superiori agli altri, ci negano costantemente che costi molto fare golf, costi molto fare tennis, costi molto fare sci. Costa perché ormai tutto costa, e anche, non voglio dilungarmi, ma per effetto dell'applicazione della pessimissima legge di riforma dello sport declinata nel lavoro sportivo, i costi delle società sportive, ne abbiamo parlato altre volte, sono aumentati, per cui fare sport ha un certo costo, per cui il nostro mondo, e io che lo rappresento, il CONI che lo rappresenta, ha ormai, essendo entrati in Costituzione, il dovere, diritto di chiedere aiuti alla pratica sportiva. Adesso bisogna occorre, lo chiediamo non tanto sommessamente ma con forza, che chi di dovere, partendo dallo Stato, aiuti la pratica sportiva di base, cercando proprio nel concreto. Ormai non si può più migliorare questa riforma, bisogna solo che Stato, Regione, siamo molto fiduciosi nella nuova governance generale della Regione Veneto e del nuovo assessore allo sport regionale, che aiutino le società sportive che lavorano nel territorio, perché è un lavoro che si interseca con l'educazione, con la formazione, con il sociale. Chiediamo un aiuto perché tutti possano fare sport, compreso sci e gli sport invernali. Grazie Presidente, io la ringrazio per questo intervento, perché lo ricordiamo poi, no, alla fine, come lei sottolineava, l'importante è proprio che lo sport sia per tutti. Certo, ci sono i grandi campioni che ci fanno sognare, ma lo sport è comunque importantissimo nella vita di tutti, soprattutto dei più giovani, per la salute, per l'educazione, quindi senz'altro deve essere incentivato con tutto l'aiuto possibile. Grazie quindi a Dino Ponchio, Presidente del CONI del Veneto, buona giornata, buon lavoro e buone Olimpiadi. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Allora, noi ora continuiamo con un altro tema che ha fatto discutere parecchio in quest'ultimo periodo, quello degli autovelox. È purtroppo ritornato in azione il cosiddetto Fleximan, con un autovelox che è stato tagliato. Siamo a Fontaniva. Sentiamo. Numerosi fascicoli aperti dalle procure venete, ma per ora Fleximan è rimasto nascosto nel mistero. Solo tra maggio 2023 e gennaio 2024 una quindicina i colpi in tutto il Veneto, con la provincia di Padova che da quel punto in poi inizia a registrarne un numero importante. Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2024 il misterioso giustiziere dei rilevatori di velocità colpisce a Carceri lungo la regionale 10. Poi nel mirino entra l'Alta Padovana con il Velox
velox segato alla base lungo la provinciale 46 Brentana in via Piovego a Villa del Conte. 2 mesi dopo il colpo a Campagnalta di San Martino di Lupari. Qui il dispositivo di controllo della velocità posizionato lungo la strada regionale 53 Postumia viene fatto esplodere. A maggio 2025 vengono resi inutilizzabili a Sassate 2 velox sempre lungo la Postumia ma a San Pietro in Gu e si arriva al colpo messo a segno a Fontaniva ancora una volta lungo la trafficata strada regionale che da Vicenza porta a Treviso. E parliamo ora di trasporti, perché da ieri sull'intera flotta dei bus della MOM, sia per il servizio urbano che per quello extraurbano, è possibile pagare a bordo la corsa con bancomat o smartphone. Si chiama Tap It Easy ed è il nuovo servizio di pagamento contactless da oggi attivo su tutti i 450 bus della MOM. Consente di pagare il biglietto direttamente a bordo utilizzando carta di credito, carta prepagata o smartphone. L'importo viene addebitato direttamente sul conto collegato alla carta, un modo che rende più semplice il pagamento soprattutto per gli utilizzatori occasionali del mezzo pubblico che non devono preoccuparsi di acquistare i biglietti o scaricare app. Le tariffe non cambieranno per quanto riguarda l'urbano, la prima tappata vale 2 euro, costa 2 euro e avrà una validità di 100 minuti. Se uno nella stessa giornata fa una seconda tappata vale sempre 2 euro e altri 100 minuti. Alla terza tappata ovviamente gli sarà addebitato solo 1 euro, quindi entrerà nella tariffa giornaliera e potrà girare su tutti i mezzi urbani, ripeto, di Treviso, di Conegliano, di Vittorio Veneto e di Montebelluna con 5 euro per tutto il giorno. Anche per l'extraurbano al terzo tap, quindi 15 euro, scatta la tariffa giornaliera, valida per le 24 ore su tutta la rete. In caso di verifica del controllore, il passeggero dovrà comunicare le ultime 4 cifre della carta che consentiranno alla gente di verificare il tap, una novità che ha visto la prima uscita da presidente della provincia di Marco Donadel. Un bel battesimo con un nuovo servizio ai cittadini. MOM continua ad investire sui mezzi, su nuove dotazioni tecnologiche che si tramutano ovviamente in servizi ai cittadini, nuovo metodo di pagamento che dà la possibilità così a più persone di poter usufruire dei mezzi pubblici e anche maggiore sicurezza per gli operatori che lavorano per la compagnia. Niente campo da calcio a Conegliano, c'è una squadra che si allena dove trova spazio tra piazzali, lampioni e auto parcheggiate. Ciao Gigi, senti, oggi non possiamo allenarci qui a San Martino perché il campo è allagato, è in situazione precaria. A Conegliano c'è una squadra che non si ferma davanti a nulla, nemmeno alla mancanza di un campo da calcio. I ragazzi della Dynamics si allenano in strada, tra le auto parcheggiate e i lampioni c'è chi prova schemi, corre e calcia un pallone. Un calcio povero di strutture ma ricchissimo di cuore, educazione e integrazione. Succede che anche gli Auliano il campo magari è impraticabile, allora andiamo a allenarci nello spazio che c'è tra la chiesa di Ogliano, tra il cimitero, al muro del cimitero, col campanile di mezzo, fari accesi delle macchine e ci alleniamo in quella maniera lì. Senza un campo stabile a disposizione, la società si divide tra il campo di San Martino, dove ha sede e si allenano i più piccoli, e il campo di Ogliano, condiviso con altre squadre. Quando piove e i terreni diventano impraticabili, la prima squadra e i giovani sono costretti a spostarsi nei piazzali in asfalto, davanti alla pizzeria di Ogliano, vicino alla chiesa, perfino accanto al cimitero. Una situazione che il presidente Giancarlo Barizza definisce imbarazzante, ma che non spegne la voglia di far giocare 180 ragazzi divisi in 7 squadre. Metà di loro sono extracomunitari. Qui il calcio è soprattutto integrazione, rispetto e crescita. Noi abbiamo 180 ragazzi, 7 squadre e su questo campo qua, che ha 2 fari solo che funzionano, perché questi 2 qua non funzionano, funzionano solo questi 2 qua, si allenano 3 squadre in contemporanea, esordenti, giovanissimi, primi calci. E mentre mancano fari e strutture non manca l'educazione. Spogliatoi sempre puliti, calendario delle pulizie fatto dai ragazzi, coppe e disciplina vinte sul campo, allenatori e dirigenti lavorano gratis. C'è perfino chi con un passato in Serie A oggi lava le maglie e segna le linee del campo. Noi questo campo non lo vorremmo mai abbandonare, siamo qui nati e qui vorremmo restare per sempre fino a che la Dynamics esiste. Il problema grosso invece è rappresentato dalla prima squadra che non ha un campo
dove poter giocare la domenica. Noi siamo costretti da 5 anni a cercare campi periferici perché il campo di Ogliano non ha gli spogliatoi sufficienti per ospitare le squadre. È un calcio eroico fatto di sacrifici silenziosi, un calcio che si gioca sull'asfalto ma con una dignità che vale un prato perfetto. Ed è stato inaugurato ieri a Venezia il container itinerante della Regione Veneto per sensibilizzare alla prevenzione. Attraverserà oltre Venezia anche Verona e Belluno, e tra i medici schierati per Milano Cortina c'è anche l'assessore alla sanità Gino Gerosa. Prima che il Presidente Stefani mi chiedesse di assumere l'incarico di assessore alla sanità di Regione Veneto, avevo già fatto domanda come volontario per le Olimpiadi e quindi avevo già deciso di farlo e lavorerò all'interno dell'antidoping. E quindi è una bellissima esperienza, soprattutto un contatto diretto con gli atleti. Tra i circa 500 professionisti sanitari schierati per le Olimpiadi Milano Cortina ci sarà anche l'assessore alla sanità Gino Gerosa, cardiochirurgo, ad aiutare come volontario i team dell'antidoping. Assessore che ha inaugurato proprio per l'inizio delle Olimpiadi a Venezia il container della prevenzione, un percorso itinerante in 3 tappe che guida chi lo attraversa verso la sensibilizzazione agli screening. La prevenzione è importante per garantire salute ai nostri cittadini e questo ha un'ulteriore valenza perché un cittadino in salute naturalmente determina una miglior sostenibilità di un sistema sanitario universalistico qual è il nostro. Un'iniziativa nata in collaborazione con Ulsuno Dolomiti, Tre Serenissima, Innove Scaligera e Medici con l'Africa QAM. La cura è tanto importante, ma la prevenzione è ancora più importante. E allora un container immersivo vuole dare l'esperienza fisica, proprio tangibile, di quanto il movimento è fondamentale. 3 tappe, una di conoscenza e approccio seppur confuso con la prevenzione dato da specchi deformanti e fumo, una piccola sala in cui vengono date informazioni e consigli per uno stile di vita sano e infine l'ultima tappa per ricordare l'importanza della protezione dal sole anche in montagna, in aumento in Veneto infatti i melanomi. In montagna naturalmente il rischio non viene azzerato, anzi tutt'altro, ma con la prevenzione e con gli screening antitumorali in cui Regione Veneto si spende in maniera importante, siamo ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda l'adesione a diversi screening oncologici, ma quest'anno vogliamo fare di più, quindi incrementare ulteriormente screening oncologici e per patologie cardiovascolari. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo.